Ma eccoci qui finalmente ci siamo. Io sono pronta per inaugurare questo appuntamento nuovissimo insieme a voi. Devo dire che sono veramente molto emozionata. Pomeriggio special. Io compro siciliano. Volevo subito salutare chi è collegato con noi. Grazie comunque a tutti i seguaci, devo dire, di Io compro siciliano. So che siete veramente tantissimi. Allora, io mi presento intanto, mi sembra anche il caso. Salve da Cristina Ruffino, io starò con voi ogni pomeriggio dal lunedì sino al venerdì dalle 18 alle 18:30. Cosa ci sarà dentro pomeriggio special? Beh, dentro pomeriggio special avremo ogni giorno un argomento diverso, ogni giorno un ospite diverso. Si parlerà, per esempio, lo anticipo subito, il lunedì di cucina con la cucina dei ricordi, il martedì parleremo ovviamente di nutrizione e benessere, il mercoledì lo sport e salute, il giovedì l'appuntamento è con moda e tendenze, venerdì i viaggi di Io compro siciliano con Selina Alcalà. Allora, sono tante le cose da fare questo pomeriggio e mezz'ora. Intanto io volevo subito comunque ringraziare i due founder di Io compro siciliano che mi hanno dato la possibilità di essere qui con voi ogni pomeriggio. Saluto Davide Morici, saluto il dottor Davide Morici, saluto anche il dottor Giuseppe Giorgiani, poi grazie ovviamente a tutti i miei compagni di avventura, la padrona di casa della mattina, Catiusca Falbo, saluto anche Vincenzo Canzone, il padrone di casa del giovedì. E detto questo, io a questo punto direi proprio di iniziare. Anzi no, un saluto alla regia, il nostro Paolo Gatto che c'è, è il nostro angelo custode, lo chiamerò così, e la nostra Marzia che si occupa della redazione ed è veramente dolcissima. Non so se ho dimenticato qualcuno, ma mi rifarò sicuramente. Io sono pronta per dare il benvenuto all'ospite fisso del lunedì, perché bene sì, il lunedì abbiamo sempre un ospite fisso che farà da padrone di casa praticamente all'appuntamento dedicato alla cucina. La cucina dei ricordi, faremo insieme tantissimi viaggi, visiteremo tutte le province della nostra bellissima Sicilia. La Sicilia, insomma, sapete che ha delle eccellenze che sono conosciute in tutto il mondo, quindi portiamo sempre la Sicilia avanti e Io compro siciliano, ricordatelo sempre. Quindi ritroviamo le tradizioni con il nostro chef che vanta un palmarès di riconoscimenti e di titoli veramente molto importante, ne ha tantissimi, non sto qua a menzionarli tutti, ma gli do il benvenuto, il nostro Mariano Carbonetti. Buonasera, buonasera Cristina e benvenuta con tutto il cuore. Finalmente ti vedo, riusciamo a fare qualcosa insieme e possiamo quindi avviare questo nostro bel percorso attraverso le 9 province. Grazie intanto delle belle parole che hai usato. Io sono prontissimo a partire. Quando vuoi. Perfetto. Allora, chef, esperto in cucina storica, Mariano Carbonetti, oggi ci fai fare un viaggio nella bella città di Messina. Certo, certo. Allora, come ti avevo preannunciato, abbiamo iniziato questo percorso attraverso le 9 province e oggi andremo nuovamente per la seconda volta a parlare di questa magnifica città. Città bellissima che dal punto di vista storico ha avuto veramente tantissimo e ha tanto da raccontare ovviamente, perché considera che già Messina fu fondata già nel 757 dagli antichi greci, con il nome no di Messina ma di Zancle. Zancle che in antico sicilioto significava falce, perché se tu ci fai caso, la provincia di Messina, il porto, la parte del porto ha questa classica forma di falce, quindi prese inizialmente questa denominazione. Subitanti percorsi di dominazioni, ebbe gli Atenesi per esempio, da cui noi fummo bravi ad attingere determinate cose dei piatti. Per esempio da loro imparammo l'utilizzo dell'agnello alla brace, delle olive, del miele, dei pani in forma diversa. Successivamente abbiamo avuto la presenza anche dei romani che arrivarono a Messina nel 264 a.C., immaginati, e da qui anche da loro riuscimmo a prendere parte delle nostre bontà gastronomiche, come per esempio le cipolle infornate che si fanno un po' specialmente nel periodo invernale,
è il matto di fave, che è ormai famosissimo in tutta la nostra regione. Abbiamo avuto anche la presenza di bizantini, da cui siamo riusciti ad avere anche la conoscenza di formaggi piccanti, dei biscotti al miele, l'utilizzo per esempio degli spiedoni, degli stecchi di carne, tantissime cose che dobbiamo veramente ringraziare, seppur ci hanno dominato e conquistato, ma dobbiamo ringraziarli. Gli arabi, ad esempio, ci lasciarono l'utilizzo delle tonnare, l'utilizzo della pasta, che attualmente per la Sicilia è uno dei piatti fondamentali. Siamo ricchissimi di primi piatti in tutte le 9 province, ma un popolo dominatore che lasciò qualcosa, il segno, direi, proprio nella provincia di Messina fu quello dei Normanni. Considera che nel 1061 arrivarono i Normanni a Messina e ci lasciarono due cose importanti, il baccalà e lo stoccafisso, che sono due elementi che troviamo, sono due elementi principe della cucina appunto del messinese. Poi con il nostro amico e con il nostro ospite avremo modo di parlarne. Abbiamo avuto anche la presenza di Svevi, Angioini, Aragonesi, insomma tantissime popolazioni, ma Messina ebbe il suo periodo di massimo splendore già nel XV secolo. Immaginati, Cristina, che già loro coniavano moneta, avevano una propria zecca e coniavano moneta, quindi guarda che potenza di città che si era venuta a creare. Un'altra cosa importantissima è che era ricchissima perché sfruttava moltissimo le interconnessioni degli scambi commerciali nei porti, perché il porto di Messina fu da sempre ricchissimo di scambi e uno dei prodotti che riuscivano sempre a smerciare era quello della seta. Infatti Messina era famosissima per lo smercio della seta. Da sempre Messina è stato un grande popolo perché hanno avuto gioie e dolori. Ricordo che nel 1743, io non c'ero, ma ti ricordo che nel 1743 subirono la peste bubbonica e 40 anni dopo un terribile terremoto la distrusse. Ma la bravura di questo popolo è stato sempre nel risollevarsi, come l'araba fenice risorge dalle sue ceneri, così anche i messinesi hanno saputo farlo, e dall'amore che li ha sempre legati alle proprie radici sono riusciti a ricostruire l'intera città. Bellissimo, veramente una città eccellente, città che dal punto di vista gastronomico si pone come piatti di riferimento quelli a base di pesce, ovviamente a base di pesce, di frutti di mare e così via, ma ha anche una grandissima tradizione dolciaria, con dei dolci a base di mandorle, di canditi, troviamo anche le ricotte che sono molto molto utilizzate, e una particolare eccellenza che è quella appunto della gelateria e in particolar modo delle famose granite, che ormai sono famosissime, direi, in tutto il mondo. La famosa granita di Messina, del messinese, è strepitosa. Io mi vorrei fermare perché non voglio rubare ancora tempo con queste nozioni che sono importanti, però lasciamo il tempo che adesso si merita al nostro grande ospite. Esatto, perché vabbè, io l'avevo detto, caro Bonetti, che tu in cucina storica batti tutti, insomma, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. È che lo faccio con passione come tu fai il tuo lavoro con passione, quindi condividiamo tanti piccoli particolari. Va bene, allora, per ogni appuntamento, Mariano, tu ovviamente avrai un ospite che arriva proprio da quella provincia della quale ci occupiamo. Oggi ci stiamo occupando della provincia di Messina e a questo punto noi diamo il benvenuto e il buon pomeriggio allo chef Filippo Lembo. Eccolo là, lo vediamo. Buonasera, buonasera a tutti. Salve. Buonasera. Filippo, ma io vorrei sapere intanto da Filippo se sta già cucinando qualcosa. Siamo quasi pronti per cucinare, però dopo l'intervento che ha fatto Mariano mi sembra che sia di Messina, proprio ha spiegato in tutto e per tutto. Un super un grande. Lui è così, lui è un esperto. Allora, Mariano Carbonetti, oggi il nostro chef Filippo Lembo che cosa farà?
Allora, Filippo, intanto Filippo, permettimi di presentarti, perché di solito chi si presenta da solo può essere considerato uno che si atteggia e così via. Filippo non è No. così. Filippo è una grandissima persona, un grandissimo professionista e ci tengo a dirlo. Allora, Filippo intanto è di Sant'Arcangelo di Brolo, per la precisione. È un professionista che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti, è stato stella della ristorazione per l'associazione Cuochi, Associazione Professionale Cuochi Italiani nel Sì. 2019, ha avuto il riconoscimento di Cappello d'Oro sempre nella stessa associazione, ma ha partecipato a tantissime manifestazioni di spicco, come per esempio il Festival del Pesce Stocco a Brolo nel 2010. È stato principalmente responsabile per l'organizzazione gastronomica nell'Ottobrata Zafferanese nei periodi dal 2010 al 2015 e ha fatto moltissimi corsi di specializzazione, cara Cristina, perché il nostro Filippo è uno di quegli chef che non si ferma, va avanti, si aggiorna, vuole conoscere, ha molta fame di sapere ed è giusto che sia così. Bravo, chef Lembo, mica è stato lì a pettinare le bambole lui, no? Diciamo che è No, nato. infatti, oltre alla fame di mangiare che si vede, come diceva Mariano, sì, mi piace aggiornarmi tantissimo perché amo questo lavoro, quindi mi piace aggiornarmi, tenermi informato, perché non si finisce mai, come sappiamo tutti, non si finisce mai di imparare o di sapere, quindi meglio tenersi sempre informati, ecco, aggiornarsi. Esatto. Filippo, Bravo, perché non chef. ci parli di questa bella esperienza della stella della ristorazione? Allora, Mariano, questa qua è stata una bella esperienza, visto che faccio parte di APC Italia e come riconoscimento abbiamo avuto proprio il primo anno questo al simposio delle stelle della ristorazione che si è tenuto a Pesaro, ho ricevuto questo riconoscimento. E poi a seguire a novembre, sempre dello stesso anno, ho avuto anche il cappello d'oro. Bello, bella esperienza. Una bella esperienza. Bello, bei riconoscimenti, quindi insomma abbiamo un sacco di riconoscimenti, di titoli anche per il nostro chef Lembo. Questa sera abbiamo Catania, Messina, Palermo, Palermo, Messina, Catania, insomma abbiamo un bel gruppetto, devo dire, dai. Sì, in effetti questi sono quei piccoli riconoscimenti che ti danno quella spinta, quella forza in più di continuare a fare il nostro lavoro dopo tutti i sacrifici e tutto quello che si fa nel nostro lavoro. Certo, la tua umiltà è sempre... Bravo Mariano, stavo dicendo la stessa cosa, che è abbastanza umile il nostro chef Lembo, sono dei riconoscimenti importantissimi, no? Mariano saprà sicuramente di più di questo. Altro che, No, Mariano? Un grande valore, un grandissimo valore. Allora Filippo, cominciamo allora a stimolare i nostri ascoltatori, giusto Cristina? Li denominiamo ascoltatori in genere, no? Tu sei certo, io però una grandissima esperienza. Prima o poi allora, abbiamo iniziato questa avventura, Mariano, ma prima o poi qualche piatto lo voglio anche mangiare io. Ecco, facciamo una cosa. Con Filippo lo facciamo proprio parlare di questi due piatti che lui stesso ha proposto, ok? Così ti fa aprire l'appetito. Che ne dici? Perfetto, chef. Allora, questi due piatti che oggi andremo ad assaporare così anche virtualmente. Quali sono? Allora, io, come diceva bene Mariano prima, la provincia di Messina è molto, molto grande, vasta, ci sono 108 comuni. Io praticamente abito sui Nebrodi e come diceva Mariano prima, io sono di Sant'Angelo di Brolo, dove c'è il famosissimo salame Sant'Angelo, e dove sui Nebrodi, guarda qua proprio, e poi abbiamo il suino nero dei Nebrodi, no? Uno dei nostri piatti più appropriati, che proprio è della tradizione, sono i maccheroni. Una volta qua da noi i maccheroni, questi maccheroni col sugo di maiale li chiamiamo noi. Guarda Filippo, guarda che cosa ti hanno mandato in... ho da assaggiare questi. Allora Filippo, devo farti i miei complimenti perché solo a vederlo ti fa aprire l'appetito, no Cristina? Che ne pensi? Sì. Ma come si chiamano, chef, questi maccheroni? Allora, questi qua si chiamano proprio maccheroni al sugo di maiale dalle nostre parti. Su tutti i Monti Nebrodi ci sono dislocate tantissimi ristoranti che sono delle trattorie, le vecchie trattorie che sono rinomate per fare questi piatti. Essendo giustamente il suino nero e tutto, una volta proprio questi maccheroni venivano fatti pure
a mano dalla nonna, dalle massaie praticamente. Questi che vedete nel piatto sono fatti con c'è un'impastatrice che li fa così, perché effettivamente poi pure per il tempo, per la quantità che vai a fare, non li facciamo sempre a mano, no? E il ragù è un buonissimo, chiamiamolo ragù, ma come avete visto nella foto non è un ragù, non è altro che dei pezzettoni di pancetta di maiale che vengono soffritti, poi col pomodoro. E una particolarità, si mette sempre il doppio concentrato, il famoso estratto di pomodoro che si faceva prima. Filippo, scusami, doppio concentrato o astratto o l'estratto? Allora, proprio l'estratto è il massimo Scusami, che si Filippo, può. ho letto negli occhi di Cristina che ti stava dicendo questo, guarda. È anche un'altra cosa. Allora, andiamo per gradi. Ok. Ok, Mariano, tu hai chiesto? Io ho Estratto? chiesto, sì, se era concentrato era estratto, il classico estratto che facciamo noi. Estratto. Poi, scusate la mia ignoranza, io non sono, non sono una provetta cuoca, no? Ma quella che vediamo è pancetta di maiale, ma detta anche cotenna? Bravo, quella là allora è la pancetta con la cotenna, perché la cotenna in sé è la pelle del maiale. Questa qua Ok, invece come parte di carne è proprio la pancetta che viene tagliata a dadini grossi così. Prima si fa soffriggere naturalmente con sì, pochissimo olio perché essendo la pancetta ti buttano un bel po' di grasso. Quindi certo, possibilmente, noi di solito lo facciamo proprio soffriggere a parte, così poi togliamo quella parte di grasso che c'è, no? E ok, dopodiché prepari il battuto normale che di carota, cipolla, sedano, e fai soffriggere sempre questa pancetta lì dentro, lo sfumi con del vino e poi aggiungi l'estratto di pomodoro. E si fa perfetto, cuocere per un bel po' di ore, guarda, proprio la particolarità sta nel far cuocere moltissimo la salsa, si deve Sì, restringere, deve essere proprio un concentrato, ecco. tipo almeno 2 ore? ecco, Minimo 2 ore, guarda, Cristina, da 2 ore a 2 ore e mezza, 3. Cristina, Ok, Però perdonami, volevo dirti una cosa importante, grazie a questa assist di Filippo, che vai. purtroppo dal punto di vista storico nostro della gastronomia siciliana, molti piatti si sono persi appunto per questo motivo, perché non c'è più la possibilità di fare le cotture prolungate che c'erano una bravo. volta e ovviamente le massaie, le nostre casalinghe non hanno il tempo di stare lì a preparare un sugo che vuole 4 ore di cottura. E per questo, anche per questo, nel tempo molti piatti si perdono e si trasformano. Ed è un Grazie peccato. È un Filippo. peccato, sì. Un Sì, peccato. ritrovare insomma le tradizioni delle nostre nonne, i piatti delle nostre nonne, fare tutto con calma. Era tutta una cosa, la cucina era una passione, no? E poi i cibi erano più buoni. Adesso non abbiamo tempo. Era anche un modo per stare insieme, era anche un Sì. modo per trovare la bellezza della famiglia, dell'unione familiare, perché la cucina, io mi ricordo da piccolo che la domenica era bellissimo perché andavamo a mangiare a casa della nonna La e nonna. ci preparava questo stupendo sugo e proprio era questo qui, Filippo, questo fatto con le cotenne di maiale, Bravo. ed era una festa, per noi era ogni domenica era Natale perché riuscivamo tutti i cugini a stare insieme, a goderci quella La tavola. famiglia allargata, infatti, tutti i Eh, parenti. La delle nonna feste. o la massaia di casa che iniziava veramente alle 8 di mattina È a mettere vero. la tazza per farla proprio È vero, buonissima. è Poi A vero. volte anche la sera prima, devo dire. Però voi siete qua proprio per questo il lunedì, no? Per non dimenticare le tradizioni, per ricordare quello che in passato si faceva di buono e quindi questo vi ringraziamo veramente tantissimo. Davvero. Cristina, perdonami, voglio Vai. farti una domanda insieme a Filippo, ma qual è il tuo piatto dei ricordi? Cos'è che ricordi con più attenzione da bambina quando ti sedevi a tavola con i genitori a godere della tavola? No, allora guarda, la cosa che io mi ricordo sempre, che io non dimenticherò mai, la cosa che faceva mia nonna era il pane. Per me, per me il pane, a prescindere da tutti i piatti, insomma, è un ricordo che io porterò sempre nel cuore. Il momento in cui con mia nonna facevamo il pane, ci insegnava a impastare, questa cosa è una cosa che io porto proprio dentro il cuore e la porterò sempre con me, Queste è una sono le cosa che non cose riesco bellissime, a veramente. dimenticare. Lo sai cos'è la cosa bella, Cristina? Se chiudi gli occhi senti ancora l'odore. È Cioè, vero. è quella le cose più belle che ci restano nel cuore. Filippo, invece il tuo piatto dei ricordi qual è?
Mi è scomparsa la camera, Mariano, eccomi qua. Ti recuperiamo, non preoccuparti, chef. Allora, la mia cucina dei ricordi, guarda Mariano, oltre a questo qua che ho voluto mettere, questo piatto, ce ne sono. Prima tu hai fatto un accenno al macco di fave che si faceva nella nostra zona del Messinese. Sì, è vero. Un altro piatto che si fa con le fave da noi praticamente con le fave, che noi chiamiamo come piatto il piatto di fave coccia e scorcia, sarebbe con il bacello delle fave viene praticamente sbollentato e poi soffritto in padella insieme con tutte le fave, con dell'aglio, il prezzemolo, ed è un altro piatto buonissimo. Proprio. Quindi coccia e scoccia, cioè quindi scoccia dalle nostre parti. È il frutto in sostanza, tutte e due cose. Bravo, il frutto, sì. Il frutto messo insieme con il bacello, ed è un altro piatto proprio tipico dalle nostre parti, che mi ricordo, ma ce ne sono tanti, perché te l'ho detto, come dicevamo prima, sui Nebrodi ci sono tantissimi piatti a base di carne, visto che siamo sui monti, ma proprio a 2 passi da noi sul mare siamo a base di pesce, il famoso pesce spada, il pesce stocco, tutte questi pesci, questi piatti così. E appunto per questo abbiamo anche il secondo, no? Dopo aver parlato del primo, mi pare, chef Carbonetti, che abbiamo anche il secondo da proporre, no? Che dici? Sì, Filippo, io direi... Ci sei, Filippo? Ok, adesso lo recuperiamo. È un altro dei piatti tipici del messinese che Filippo ha voluto proporre stasera, e sono gli involtini di spada. Involtini di spada, lo spada stesso, guarda che bel piatto, Cristina. No. Guarda, già non lo so, ma che ore sono? Perché già non lo so. Mi sta venendo fame. Comunque, il pesce spada rientra nella tradizione del messinese, fatto in diversi modi, con l'utilizzo di pomodorini, i famosi capperi oleani, cioè riescono sempre. Ecco lo chef Filippo. Perdono Filippo, continua tu a descrivere il tuo piatto. Allora, negli involtini di pesce spada, Mariano, come dicevi prima tu, noi abbiamo le isole Eolie di fronte a noi, qua sempre nella provincia di Messina, dove ci sono i capperi, un frutto buonissimo. Nell'involtino allora noi mettiamo di solito i pinoli, i capperi, le olive bianche, io metto le zeste di limone, ma la maggior parte è tipico metterle pure all'interno dell'impasto, e poi usare il pane. Di solito io uso il pan carré per essere più morbido come impasto, ma anche si può fare con del pane fresco. Vabbè, ovviamente se parliamo di ristorazione, ristoranti è difficile magari avere sempre il famoso pane raffermo, pane di cui diceva poc'anzi Cristina, e bisogna sapersi adoperare anche a sostituirlo con il pan carré, che ormai ha preso larga scala. Però ovviamente i gusti, i sapori di cui parliamo noi, della tradizione, li otteniamo solo se utilizziamo, scusate, prodotti del territorio, legati principalmente al territorio. Quelle cose che ci vanno. E proprio principalmente bisogna usare proprio il pane raffermo, guarda. Esatto. Poi l'impasto io lo faccio ammorbidire con del vino bianco, possibilmente pure la malvasia, così ti porta quel retrogusto buono. È vero. Filippo, ci sono anche tantissimi altri piatti. Io per esempio volevo farti una domanda: il famoso pitone messinese. Allora, il famoso pitone messinese è Cristina, lo conosci, Cristina? No. Ascolta. Non è un serpente, Cristina, tranquilla. Che cos'è sto pitone, chef? Allora, il pitone messinese è il classico calzone, magari in posti si chiama calzone, il nostro pitone messinese fatto proprio con mozzarella, c'è la lattuga dentro, la scarola, e c'è messa anche l'acciuga salata, è tipico dalle nostre parti. L'ho assaggiato. È ottimo. L'ho assaggiato allora, sì, l'ho assaggiato. Sì, un paio di anni fa per la prima volta. È impossibile non averlo assaggiato, magari noi
le cose le assaggiamo, però non conosciamo poi qual è il loro nome reale, capita spesso. Allora, abbiamo anche qualche messaggio da leggere, chef. Se siete Ok, d'accordo, dai. andiamo a vedere. Buon pomeriggio, Cristina Ruffino. Buon pomeriggio, Luca. Luca, buon pomeriggio anche a te. Poi Andrea, buon pomeriggio a voi e un abbraccio da Londra al mio caro amico ed ospite della giornata, chef Filippo Lembo. Ciao Andrea. Selina Alcalà, che piacere sentire il tuo entusiasmo. Cristina, bentornato Mariano, grazie, grazie Selina, ci vediamo venerdì noi. Buonasera, chef Renda. Buonasera a tutti voi, un saluto affettuoso a Mariano Carbonetti, un altro chef, Cinzia, buon pomeriggio a tutti, un abbraccio affettuoso allo chef Filippo Lembo. Eccola qua, grazie Cinzia. Cristina, benvenuta, siamo felici di seguirti. Katiuska e Fausta, un bacio, grazie. Grazie mille davvero. Poi, Mariano, questo è per te. Mariano Carbonetti, il nostro Wikipedia dal vivo, grande divulgatore della nostra storia gastronomica siciliana. Ed è vero, è vero. Ha dato 5.000 euro allo chef Renda per farmi dire non è vero. Grande Filippo Lembo dice Tanino. Tanino, ciao. Giussi, bravissimo Filippo, grande chef. Vai, compare Filippo, scrive Gabriele. Quanti fan! Quanti fan! Ciao ragazzi! Grandi chef Filippo e Mariano, vi auguro un buon 2021. Enzo che scrive. Quanti siete? Siete tanti, grazie a tutti davvero, grazie. Allora, ma volevo sapere, innovazione e tradizione nella moderna ristorazione, come camminano? Vado io, allora, l'innovazione nella cucina della tradizione, allora, sappiamo benissimo che si sta innovando un po' su tutto, però le tradizioni non si devono mai perdere dal mio punto di vista. Giustamente uno cerca normalmente di portare qualche innovazione a quella che è la nostra tradizione, perché è il tempo che te lo chiede. Si deve andare al passo col tempo, si vuol dire, però la tradizione deve essere sempre mantenuta, come la vedo io dal mio punto di vista è questo. Infatti io cerco sempre in tutti i miei piatti, in tutto quello che faccio, di mettere sempre molte cose della tradizione della nostra cucina. Nei miei piatti trovi sempre le mandorle siciliane, trovi le nocciole, perché poi tra l'altro io abito in un posto dove c'erano tantissime nocciole, c'erano noccioleti e uso tantissime nocciole sia per i dolci sia per i piatti, i limoni. Bisogna sempre tramandarle e mantenerle, secondo me, le tradizioni. Posso dire la mia, Cristina? Allora, certo. Io penso e dico sempre con le persone con cui collaboro giornalmente e normalmente che bisogna cercare di innovare i piatti, ma non di trasformarli. Cioè, se io voglio creare qualcosa che somiglia alla caponata, non la devo chiamare caponata, ma la chiamerò mariolata. Cerco sempre perché noi abbiamo 4.000 piatti codificati, cioè in Sicilia, nel nostro grandissimo parco gastronomico siciliano, abbiamo 4.000 piatti che ci hanno lasciato i nostri dominatori, che siamo andati a riscoprire, che stiamo giornalmente cercandoli. Ed è giusto mantenerli, è giusto che se noi vogliamo portare avanti, io compro siciliano, vogliamo portare avanti tutto quello che è la tradizione, vogliamo portare avanti il nostro territorio, le nostre radici, dobbiamo assolutamente stare fedeli a quello che è. E quindi sempre. Tradizioni sempre, non dimentichiamoci di quello che facevano le nostre nonne, mai, perché sono le nostre radici. Allora, abbiamo altri 2 messaggi e poi chiudiamo. Complimenti a Cristina, grande professionista medicina. Dottor Morici, grazie. E complimenti alla grande cultura culinaria dello chef Carbonetti e gli illustri e gustosi ospiti. Grazie, dottor Morici. Marzia, benvenuta nel nostro grande team, cara Cristina, un saluto speciale ai nostri grandissimi chef, grazie per il vostro affetto e grazie per l'opportunità. Andiamo a Firenze, un abbraccio a tutti voi, buona Epifania, ma una ricettina no, la prossima settimana la diamo dopo l'Epifania però, perché non abbiamo più tempo, dobbiamo chiudere. Con le immagini dei piatti, lì ci sono le ricette, vai Antonio, guardale e riproducile. Infatti. Allora, chef Filippo Lembo, grazie per essere stato con noi, grazie, mi auguro di averla... Grazie a voi, io voglio ringraziare voi di avermi dato l'opportunità di partecipare con voi, grazie mille a Mariano Carbonetti, grande chef, grazie a te Cristina.
E alla Mariano redazione, Carbonetti. naturalmente. Volevo ringraziare intanto il dottor Morici e il dottor Giorgianni per aver creato questa stupenda e splendida realtà di Io Compro Siciliano, che dà la possibilità a professionisti, aziende, tutto siciliano di esprimersi e di farsi conoscere. Dopodiché voglio, permettimi, ringraziare tantissimo Katiuska e tutto lo staff di Io Compro Siciliano, Paolo, Marzia, tutti sono veramente dei grandi e grazie a loro riusciamo giornalmente a produrre queste belle cose come quelle che abbiamo fatto oggi pomeriggio insieme. Grazie È a tutti. vero, grandi professionisti, una grande squadra. Mariano, noi con te ci vediamo lunedì. Se mi vuoi sì, altrimenti cambiamo. No, assolutamente no, assolutamente. È veramente un piacere. Grazie ai nostri chef, Mariano Carbonetti, uno splendido, straordinario padrone di casa. Grazie all'ospite Filippo Lembo. Mi auguro di rivedere presto anche te, Filippo. Noi ci rivediamo domani, quindi siamo in chiusura. Domani l'appuntamento sarà con nutrizione e benessere, e quindi avremo modo sicuramente domani di parlare di un'altra cosa molto importante con una brava nutrizionista. Noi ci vediamo domani alle 18 e ricordate tutti e tre insieme. Grazie e complimenti ancora per la tua grande professionalità. Grazie, ma sapete come dobbiamo chiudere? No. Tutti e tre al mio 3 con Io Compro Siciliano. Va bene? Proviamo. 1, 2, 3. Io compro siciliano. Ciao domani. Ciao ragazzi, grazie a voi, buona serata. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao, grazie.